Ancora sangue sulle strade del Veneto. In uno scontro fra due auto a Taglio di Po è morta una giovane di 24 anni che stava raggiungendo gli amici in un locale per trascorrere la serata fuori. L'incidente è accaduto domenica verso le 19:30. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la giovane Eleonora Siviero, alla guida di un appunto, all'altezza dell'incrocio per Porto Tolle, si è scontrata con una Opel Corsa. Inutili soccorsi per la giovane, non c'è stato nulla da fare. Ferita alle gambe l'altra automobilista, che però non è in pericolo di vita. La ragazza lavorava come impiegata nell'azienda del padre a Portoviro. Un altro mortale si registra nel Vicentino, a Montebello, accaduto domenica sera alle 21:30. La vittima, Angelo Mapelli, un manager di 50 anni, amministratore delegato della Regas e a suo tempo vicepresidente della Minetti, una società di pallavolo femminile. Il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente, un veronese risultato ubriaco, aveva valori di alcol 6 volte il consentito. Il manager vicentino è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto sulla regionale 11 a Montebello. La procura di Vicenza ha indagato il veronese per omicidio colposo.